La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Che giorno è? Genetriaci, commemorazioni, ricorrenze di oggi con Pierluigi Pellegrin. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni del 19° giorno di Vendemmiaio, mese del calendario repubblicano. Allora, non era un atto di diciamo di nostalgia, ma un atto legato proprio a questa rubrica, perché oggi è il genetriaco di Giuseppe Verdi. Figuratevi che io non ho mai amato l'opera lirica. Verdi è un genio, ma io non l'ho mai amato. E francamente non l'ho mai messo. Certo, questa radio apriva le trasmissioni, però francamente non è nelle mie corde, insomma. Joy Division, Ian Curtis, mi piace anche moltissimo Bach, Beethoven, ma un genio, per carità. L'ho messo stavolta per la prima volta da quando sono in radio, gennaio 2005. Per la prima volta l'ho messo diciamo di mia spontanea iniziativa, e devo dire comunque che giù il cappello, per carità, non scherziamo. E allora il Cigno di Busseto, che nacque il 10 ottobre 1813, perché sono i genetriaci del 19° giorno di Vendemmiaio, mese del calendario repubblicano, per tutti un giovedì Zoibe 10 di ottobre, anno domini 2024 o 2024. Torniamo all'antico e sarà un progresso, disse Giuseppe Verdi. Poi Renato Dallara, che è stato il imprenditore, presidente del Bologna Calcio, che tremare il mondo fa. Era famoso anche per certe gaffe. Fiat Lux, faccia lui. Sine qua non, siamo qua noi. Comunque il Bologna, squadrone che tremare il mondo fa. Un artista notevole, scultore e pittore svizzero. Le sue opere sono, secondo me, sono molto singolari, sono molto originali, a me piacciono, e quindi per questo l'ho inserito. Non è famosissimo, è più, diciamo, per addetti ai lavori, forse. Alberto Giacometti. Cerco di copiare quel che vedo, ho detto. Poi abbiamo un sopravvalutatissimo Cadorino, Andrea Zanzotto. Sapete scrivere ma non leggere, non importa. Mamma mia, Zanzotto. No. Me lo sono anche dovuto sorbire nell'esame, quella poca università che ho fatto, l'esame di letteratura italiana moderna e contemporanea, l'antologia di Pier Vincenzo Mengaldo, e c'era anche questo qua, francamente no, però non posso sembrare presuntuoso, ma no, la poesia è dall'altra parte. Poi il personaggio era quello che era, e poi c'era anche, allora io lo detestavo da quando ero ragazzo, da quando un mio amico che si mise un compagno di classe, non avevo 20 anni, meno, mi portò a una conferenza di tal Villalta, che poi era diventato un po' il portavoce, il factotum di Zanzotto, che però quando credo i Meridiani, no? Mondadori dedicò i Meridiani, o comunque 2 volumi speciali a Zanzotto, non lo citarono, non lo nominarono il povero Villalta. So che
lui parlava della poesia eccetera, e questo personaggio mi ha detto no, sinceramente non, per carità, bravo, in gamba tutto quel che volete, ma non funziona. E poi è diventato appunto il luogotenente di Zanzotto. E poi Zanzotto è diventato, tanti anni dopo, sto parlando dei primi anni '80, tanti anni dopo è diventato un antileghista, cioè sei un poeta, fatti i fatti tuoi, no, tant'è che è un poveraccio, devo dire la verità, un poveretto assessore regionale alla cultura della Lega, gli diede alla Fondazione Zanzotto, lui era ancora in vita, 20 milioni. Io lessi sul giornale e ho detto, ma come si fa a fare una fesseria del genere? Il giorno dopo Zanzotto, furibondo, che insultava l'assessore che gli aveva dato 20 milioni. Vabbè, non so perché sono andato così lontano. Ed Wood, il peggior regista che sia mai esistito secondo alcuni. Harold Pinter, in altre parole, oltre al noto e all'ignoto, che altro c'è? E comunque ha vinto un Nobel. Poi abbiamo, a me piacevano comunque, erano i 3-3. Gino Cogliandro, che è morto 2 anni fa, Drive-In, l'acqua è poca, ossia scarseggia, e la papera non galleggia. Vabbè, sarà stata una cosa sciocca. Ah, poi c'era il famoso, a me mi pare una strunzata. A me piacevano, porca miseria, su. Senti, facciamo così, mettiamo d'accordo tutti, perché Vienna degli Ultravox, capitanati, guidati da... secondo me piace a tutti. Mi sono We walked in the cold air, freezing breath on a window pane, lying and waiting. A man in the dark in a picture frame, so mystic and soulful. A voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until the feeling is gone, only you and I, it means nothing to me. This means nothing to me. Oh, Vienna. The music is weaving, haunting notes, pizzicato strings, the rhythm is calling. Alone in the night as the daylight brings a cool empty silence. The warmth of your hand and a cold grey sky, it fades to the distance. The image is gone, only you and I, it means nothing to me. This means nothing to me. Oh, Vienna.
Il coraggio non mi manca e la paura che mi frega. Antonio Albanese, il suo genetriaco, casomai Perego. Mio nonno aveva un capannone, io ho fatto un capannone ancora più grande, mio figlio si droga. Dopo casomai vediamo se avanza, non so se ci sarà il tempo, perché c'è il mio motorino di Antonio Albanese. Il mio motorino è un pezzo comico stupendo. Chris Penn, Eddie il bello delle Iene, fratello d'arte, e poi Albertino Gabbana, un senatore pordenonese che dalla Lega trasmigrò. Ce l'hai? Aspetta, andiamo con ordine. Trasmigrò, ce lo ricordiamo tutti perché la maggioranza del governo stava in piedi, non si capiva se grazie anche al voto di Albertino Gabbana, che dalla Lega passò a Forza Italia, insomma poi alla fine il governo cadde, ma per opera dell'ex ministro della giustizia Irpino, del centro-sinistra. Adesso David Lee Roth, Eddie Van Halen. Van Halen, babe, you really got me now. Andiamo. Girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Girl, you really got me now. You got me so I don't know where I'm going. Yeah. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. Oh, you really got me. Oh, you really got me. Please don't ever let me be. I only wanna be by your side. Please don't ever let me be. I only wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah. Oh yeah, you really got me now. Got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Oh no, no. Girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Girl, you really got me now. You got me so I don't know where I'm going. Yeah. Oh yeah, you really got me now. Got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. Oh, you really got me. Oh, oh, Genetriaci, ricorrenze. Julio Cruz è il giardinero che ha giocato anche e vinto con la Beneamata. Per gli attaccanti ogni gol è come innamorarsi, ha detto. Allora lui era chiamato il giardinero perché quando giocava in Argentina, durante un allenamento con la squadra, non chiedetemi quale, lui si mise a scherzare, a giocare con la rasaerba. E allora il giornalista argentino, il giorno dopo lui giocò, segnò, e il giornalista ha segnato per le Estudiantes, se fate conto, non era, ha segnato il giardiniere.
E quindi questo. Adesso c'è anche il genetriaco di Martin Camp, che è il fratello del fondatore degli Spandau Ballet. È una botta di vita con, vediamo se può partire, Lifeline. È un brano dell'80, 82, 83, era il tempo della video music, quindi arrivò prima forse il video del brano, ma era un brano, stiamo parlando della British Pop. Ecco qua, sentite. Ooh, changing her color, she's off to the shore. She rides the soul train and he fights the law. There's power in his voice and it makes her feel so sure. So live and let live in love. One day he'll build a statue in his hands, so gentle when he tries to understand. The subterfuge he never really planned. Now you're living in the lifeline. We're moving in the lifeline. We're walking in the lifeline. We're growing. So live and let live in love. We're changing the letters, the exit's begun. With deathless precision, he's aiming his gun. A democracy of sorts that justifies the song. So live and let die in love. Neither has the ghost of a chance. Those decisions only can be made once. You never really know just what you give until you're living in the lifeline. We're moving in the lifeline. La voce di Tony Hadley di Spandau Ballet, di Martin Camp, al quale oggi facciamo gli auguri di buon compleanno, ne compie 63, era il chitarrista. E chiudiamo, ci sarà in chiusura di Che giorno è, c'è Segui la Lega, ma visto che è anche il compleanno di Antonio Albanese, lui ne compie 61, ascoltiamo uno dei suoi forse più conosciuti pezzi comici, quello del motorino, il mio motorino.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te, alla Pellegrina, ma anche ha messo la sintassi, o segua a te la Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Molte cose si possono fare su questo sito. Seguiamo un po' le proposte. Leggi l'instant book, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini, processo open arms. Difendere i confini non è un reato, hashtag io sto con Salvini, fai sentire la tua voce, firma anche tu. E poi abbiamo il tesseramento, è molto facile iscriversi alla Lega, tesserarsi alla Lega Salvini Premier, lo si può fare versando 10, anche da questo sito ovviamente, versando 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi codice fiscale, quindi gli altri dati richiesti, e vi verrà recapitata la Magione, ma se di mezzo ci sono Poste Italiane, io raccomando e consiglio calorozzi, insinuanti, profondi, gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Poi il calendario delle feste, importantissimo. Adesso poi ci sono funghi dove ci sono anche i tartufi, e quindi almeno quello. Perché si dice tra Pordenone e Treviso, se gli affari va male, il corpo non lo gada a patire. E allora, di solito poi le feste della Lega sono sempre molto, insomma, positive da questo punto di vista. Poi abbiamo il 2 per 1000. Questo è il momento di autodeterminazione della Lega, lo sapete, soldi nostri, ma lo Stato se li tiene lui, però noi perlomeno possiamo dirgli dove spenderli. Questo è un redazionale della Lega, quindi noi indichiamo Lega 2 per 1000 D43, D di Domodossola, 4 come le stagioni, come la pizza delle 4 stagioni, 3 è il numero perfetto, D43. Le apparizioni radiotelevisive degli eroi della Lega, i suoi politici. Allora, vediamo un po'. Oggi alle 13.45, quella che è stata per anni una voce storica di Radio Padania, Massimiliano Romeo, attualmente presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, alle 13.45, Un giorno da pecora, Rai Radio 1. Poi sempre oggi alle 19.15 però Isoradio con Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive. Alle 23.20 Piazza Pulita alla 7 con Claudio Borghi, che vi sentirete anche domani per qui Parlamento alle 10.45, e domani invece 17.15 domani pomeriggio Economia Sky TG24 con il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, e alle 23.30 Edoardo Rixi Tango Rai 2, 23.30 il vice ministro alle infrastrutture. Abbiamo chiuso. Un abbraccio forte signora Adriana Angela, Clotilde e Carmela, quello lo devo fare. E poi un ringraziamento particolare al grande Davide sulla torre di comando regia tecnica, e grazie a tutti voi per aver seguito anche oggi Radio Libertà. Miau. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Avete ascoltato